Buongiorno mister Buongiorno. Allegretti, penultima giornata di campionato, ultima trasferta, direi anche una bella lunga trasferta in quel di Arconate domani. Sì, trasferta lunga, l'ultima partita fuori casa, partita non facile perché andiamo a incontrare una squadra che ha un unico risultato a disposizione, cioè la vittoria, perciò dobbiamo essere pronti a una partita tosta. Ci vi bene perché l'Arconatese si gioca tutto in questa penultima partita per rimanere ancora in Serie D, e sentite il peso di questo, comunque di questa responsabilità, perché è vero che comunque dipende soprattutto da loro, il loro destino, insomma, però comunque in base anche alla vostra prestazione si decidono comunque quelli che sono i futuri scenari di un'altra squadra. Ma no, perché comunque noi dobbiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare noi. Le vittorie del campionato come le retrocessioni non si decidono, se si decidono in una partita sola, però fanno parte di un percorso, quindi noi abbiamo un nostro obiettivo che è quello di fare più punti possibili, come ho sempre detto, e questa partita rappresenta la possibilità di conquistare 3 punti, poi quello che sarà il destino degli altri purtroppo dipenderà da questo risultato, sì, ma non per volontà nostra chiaramente. Questo però è ancora più indicativo del fatto che comunque la Serie D non è un campionato facile da affrontare, perché ci ricordiamo bene l'anno scorso l'Arconatese, sempre nostra avversaria, che quasi verso la fine comunque si giocava un posto comunque nella promozione, e quest'anno invece, e poi per vari problemi di società eccetera, è lì che retrocede, quindi a maggior ragione il percorso di una squadra poi in un campionato può differenziarsi da stagione a stagione. Sicuramente sì, è una realtà che ha 8 anni che fa la Serie D, quindi è una realtà consolidata. L'anno scorso l'abbiamo incontrata e ci ha battuto tutte e due le volte. L'ultima di campionato ancora ci ricordiamo di questo 4-0 che sicuramente non è stato il modo migliore per noi per chiudere la stagione. Sono stati per gran parte del campionato primi in classifica l'anno scorso, oggi si trovano ultimi, perciò comunque è a dimostrazione che questo campionato non è facile e che se si commettono degli errori poi si pagano caro. E invece la tua squadra, nonostante i ponti e i giorni di riposo, vi siete allenati bene questa settimana? Sì, abbiamo ripreso il martedì, come avevo detto nell'ultima conferenza dopo la partita. Abbiamo fatto una settimana di lavoro giusta per quello che dobbiamo vivere noi, cioè allenandoci bene, con grande spirito. Abbiamo fatto la nostra classica cena infrasettimanale, i ragazzi stanno bene, qualcuno non lo recuperiamo, verranno 4 under della Juniores in panchina perché numericamente abbiamo qualche problema, però siamo pronti. Quello che riguarda invece il futuro, poi ancora presto, lo lasciamo a fine campionato. Ma il futuro resta un'incognita ad oggi, quindi concentriamoci sul futuro, cioè domani, che è affrontare questa partita e provare a vincere. Grazie mister. Grazie.